illustrazioni, le pubblichiamo su Facebook, su YouTube, vedo che sono viste, sono ascoltate. Vogliamo pregare il Signore, amen? Alleluia, siamo arrivati alla parte centrale del culto, che è la parola di Dio. Leggiamo un passo in Luca, capitolo 7, dal verso 36 fino al verso 50. Luca, capitolo 7, dal verso 36 fino al verso 50. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Inizio la lettura. Il Signore sia lodato. Amen. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e 2. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Amen. Volete accomodarvi? Gloria al Signore. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Alleluia. Luca, l'Evangelista Luca, narra in questo capitolo di questo episodio realmente accaduto. Gesù viene invitato in casa di un fariseo di nome Simone, viene invitato a casa e Gesù accetta l'invito, va a casa di questo fariseo, si mise a tavola ed ecco una donna che era di quella città, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e lo portò per Gesù. Questo uomo forse aveva una casa aperta ed era, credo, pare di capire dalla lettura, un uomo che tenesse al fatto che Gesù era a casa sua e che tutti lo sapessero. Probabilmente Gesù in quel momento godeva di tanta fama e quindi avere un personaggio a casa era come dire un vanto, no?
Ma quest'uomo era anche un religioso, un fariseo. Era un fariseo che giudicava. Un fariseo che guardava gli altri e li giudicava. Era un uomo che non guardava se stesso. C'è questa donna peccatrice, conosciuta da tutti. Vorrei un attimo che concentrassimo l'attenzione su questa donna, no? Non era una grande città, era una piccola città, forse tutti si conoscevano. Questa donna ha saputo che Gesù si trovava in casa di questo fariseo, non sicura di quello che gli altri possono pensare, non sicura del fatto che sta per entrare in casa di un religioso, di un fariseo, ma ha un obiettivo: cercare Gesù, portargli un'offerta, piangere ai suoi piedi. Perché? Perché sentiva il bisogno di essere perdonata. Alleluia. Sentiva un bisogno interiore di essere perdonata. Quando vide questa donna entrare a casa sua, il fariseo disse fra sé, cioè ha pensato, nessuno lo ha ascoltato, lui pensava fra sé. E cos'è che pensava? Costui, se fosse profeta, se questo Gesù fosse veramente profeta, saprebbe che donna è questa, una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse, cosa ci fa capire questo? Che il Signore conosce anche i pensieri dell'uomo, vero? Amen. Tutto ciò che è segreto è svelato davanti alla sua presenza. Amen. Alleluia. Tutti i concetti, i preconcetti, i giudizi, tutte le opinioni che noi abbiamo, è tutto conosciuto davanti a Lui. Alleluia. E questo uomo pone questa domanda fra sé, fa questa considerazione e Gesù risponde a quest'uomo: Simone, ho qualcosa da dirti. E gloria a Dio, il Signore ha qualcosa da dirci, vero? Amen. Ha qualcosa da dire ancora a me, a te, a noi, questa mattina, ma ha qualcosa da dire ancora al mondo intero, all'umanità, perché il Signore ancora continua a parlare. Amen? Amen. Alleluia, ancora oggi il Signore parla. E gloria a Dio perché parla attraverso la sua parola. Gloria a Dio perché parla in tanti modi. Parla attraverso un volantino che anche troviamo per strada, che qualcuno ha gettato dopo che è stato evangelizzato. Conosco tanti che sono venuti ai piedi del Signore in questo modo, sapete? Con un volantino che hanno raccolto per strada. Mi è capitato di evangelizzare, soprattutto al predicatore, e proprio davanti le persone buttano il volantino a terra, e qualche volta l'ho raccolto, qualche volta non me ne sono accorto, l'ho lasciato a terra, non lo so, ma so che la sua parola è come un seme che viene sparso. È come il pane che viene sparso sulle acque, è vero? Amen. Alleluia, un giorno qualcuno mangerà di questo pane, un giorno raccoglieremo ciò che abbiamo seminato con lacrime, con sofferenza. C'è sofferenza interiore, sapete, quando vai per le strade e offri la parola del Signore, lo fai con gioia, no? Offri anche un sorriso. Eppure dall'altro lato le persone così spietate, no grazie, te lo buttano, si soffre. Gloria a Dio, ma so che il Signore ricompenserà questa sofferenza. Amen? Un giorno raccoglieremo alla gloria di Dio. Alleluia. Alleluia. Ma quello che è importante è che il Signore ha qualcosa da dire. Aveva qualcosa da dire e ad insegnare a Simone.
E dice, vedi questa donna? Cioè quello che io ho da insegnarti è qualcosa che non è solo teorico, ma ti do la possibilità di vedere, vedi questa donna? Tu hai visto cosa ha fatto da quando è entrato? Senza dire niente, non ha espresso nessuna parola, è venuta ai miei piedi. Non ha mani vuote. Aveva un vaso d'olio pregiato, costosissimo, eppure ha comprato quell'olio che costava, con i soldi, tanti soldi, per portarlo davanti al Signore. Aveva profondo dolore dentro. Cosa ha portato insieme a quell'olio? Il suo dolore, il suo pianto. Gloria al Signore per quel pianto. Alleluia. Il pianto è espressione di felicità, a volte si piange per felicità, per gioia, ma si piange anche per dolore. E comunque il pianto è qualcosa, è un'espressione esteriore di qualcosa che si prova dentro, o no? Io voglio invitarvi a lasciarci andare, lasciamoci andare. Quando siamo alla presenza del Signore, lasciamoci andare nelle sue mani. E se viene da piangere, gloria a Dio, facciamo uscire tutto il dolore che abbiamo dentro, tutto il peso che abbiamo dentro, sapendo che il Signore asciuga ogni lacrima. Amen. Amen? Gloria al Signore. In che modo Gesù ha asciugato le lacrime di quella donna? Non ha preso un fazzolettino e gli ha asciugato gli occhi, ma innanzitutto quella donna è stata onorata dal Signore. Pensate, una peccatrice. Però il Signore l'ha onorata. Perché? Perché prima quella donna ha onorato il Signore. Amen? Ha portato il suo peso, il suo dolore, i suoi peccati. Ha pianto alla sua presenza, ha pianto ai suoi piedi. Con i capelli gli ha asciugati i piedi, gli baciava i piedi, non osava neanche alzare lo sguardo verso il Signore, stava sempre, pare di capire, ai piedi, sempre ai piedi del Signore. Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, io ho onorato il tuo invito, sono entrato, ho accettato il tuo invito, ma tu mi hai fatto subito sedere, come se fossi un'attrazione. Non mi hai lavato i piedi, era usanza dell'epoca, perché si camminava scalzi, offrire all'ospite una bacinella dove lavarsi i piedi. Amen? Io sono entrato in casa tua, non mi hai lavato i piedi, non mi hai neanche accolto con un bacio. Quando viene qualcuno a casa nostra e proviamo affetto, ci salutiamo con un bacio, vero? Adesso c'è il coronavirus, no? Si usa il gomito, no? Però è l'usanza, un abbraccio, un bacio, pace, fratelli. Gloria al Signore. Invece questo fariseo, vieni accomodo, quello è il tuo posto, siediti. Ma il Signore non si è sentito onorato in casa di Simone. Invece quella donna, quella peccatrice, è riuscita ad onorare il Maestro, il Signore. Alleluia. Ora vogliamo fare del Signore l'ospite d'onore nella nostra casa, ma soprattutto nella nostra vita. Amen. Amen? Amen. Che posto gli hai dato al Signore? L'hai fatto entrare e gli hai detto accomodati lì, stati lì buono? Oppure sei lì ai suoi piedi come quella donna? Amen? Cosa stai portando al Signore? Questo olio profumato è simbolo di adorazione. Le preghiere di adorazione sono come un profumo di odor soave. Amen? La tua adorazione, la tua preghiera deve essere come un'offerta profumata che sale alla presenza di Dio. Amen? La preghiera non è solo richieste,
Come se Dio fosse, sapete, quel genio della lampada, no? Che esaurisce i nostri desideri. Lo trattiamo così a volte. Fammi questo, quest'altro, ho bisogno di questo. Io ho bisogno di te prima di tutto, Signore. Ti offro la mia adorazione. Dio guarda alla motivazione che ti spinge di adorarlo. Amen? Amen. Dio guarda a ciò che ci spinge di stare ai suoi piedi. Quella donna era spinta dal bisogno di sentirsi perdonata e riceve perdono da parte del Signore. In che modo? Donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Amen? Alleluia! Ma chi è questo che perdona anche i peccati? Gesù è Dio. E Dio può perdonare i peccati. Amen. Amen? Amen. Alleluia! Ancora oggi il Signore offre perdono. Perdono per i peccati. Gloria al Signore. E poi il Signore dà un insegnamento a questo Simone, questo fariseo, raccontando una breve parabola, no? Dice: ci sono due uomini debitori verso un uomo, verso un creditore. L'uno doveva 500 denari e l'altro 50. E tutti e due non potevano ripagare questo debito. Il creditore decide di condonare il debito a tutti e due. Allora, secondo te, ragiona, secondo te, usa l'intelligenza, secondo te chi dei due sarà più grato? Chi doveva 50 o chi doveva 500? Io penso chi doveva 500. E Simone risponde correttamente: Signore, chi doveva dare di più? Beh, me. Questa donna deve dare di più. E mi ama tanto, perché capisce, comprende la sua natura peccaminosa, da dove proviene, comprende il valore della mia salvezza, il valore di sentirsi dire: i tuoi peccati ti sono perdonati. Ecco da dove poi viene l'amore per Dio. O no, fratelli e sorelle? Ognuno sa quello che ha fatto, da dove viene. Abbiamo raccontato le nostre testimonianze. E ognuno di noi può dire una cosa: io ero nel fango, lontano dal Signore. O no? Amen. Io ero nel peccato, nella parte più profonda del peccato. Io ero lì, stavo affondando, stavo morendo. Amen. Amen. Io alzo non una, ma tutte e due le mani. E il Signore ha avuto pietà di me. Per questo lo amo tanto, perché so da dove il Signore mi ha tratto fuori. Sono consapevole, riconosco quello che il Signore ha fatto per la mia vita. Alleluia. E quando sono andato ai suoi piedi, io mi sono sentito dire: i tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia. Amen. Amen. E nel mio cuore è entrata la gioia. Alleluia. Non piango più per la tristezza, ma piango per la gioia di aver scampato la morte eterna. Alleluia. E posso cantare: c'è un posto anche per me. Amen. Come abbiamo cantato camminando sul sentiero. Alleluia. C'è un posto per me. C'è un posto per me nel cielo. Alleluia. Perché? Perché Gesù ha versato il suo sangue sulla croce per i miei peccati. Alleluia. E io ho accettato quel sacrificio. Per fede l'ho fatto mio. Alleluia. Amen? Signore, amen. Come posso non essere grato al Signore? Come posso non offrire il mio impegno, la mia vita, il mio tempo al Signore, il mio denaro, tutto? Come posso non dare al Signore se Lui ha già dato prima per me tutto? Alleluia. Vedi Simone, questa donna che tu critichi, questa donna che tu disprezzi, io non posso dirti i tuoi peccati sono perdonati, non lo posso dire, ma a questa donna lo posso dire:
vai, la tua fede ti ha salvato. Amen. Amen. Alleluia, ancora oggi il Signore vuole salvare. Alleluia, portiamo al Signore le anime, parliamo di Cristo, presentiamo la soluzione per ogni bisogno, che è Gesù. Alleluia. Vogliamo dire, Cristo è la risposta alle tue domande. Alleluia. Vogliamo dire, Gesù è la soluzione ai tuoi bisogni, alle tue sofferenze interiori, spirituali, dell'anima. Amen? Alleluia. Avvicinati al Signore e troverai come quella donna perdono, rigenerazione, salvezza, gioia. Pensate come è uscita da quella casa quella donna, non più la stessa, vero? Amen. Tutti la guardarono, oh, ma guarda questo. Cosa si è sentita dire da Gesù? Non curiamoci di quello che gli altri pensano di noi. Preoccupiamoci di quello che Dio pensa di noi. Alleluia. Andiamo al Signore senza guardare al giudizio degli altri. Quella donna non guardò agli altri, guardò a Gesù, andò davanti ai piedi del Signore. Vi dico questo perché, anche parlando stamattina con mia moglie, no? E conosco alcune persone a cui piace l'Evangelo, hanno accettato Gesù a parole, mi hanno detto, sentendoci per messaggi o per telefono, io mi sento un evangelico. Ma cosa ti impedisce di portare fino in fondo questa tua scelta e di venire in chiesa, rendere testimonianza pubblica che hai accettato Gesù nella tua vita e rendere il servizio, la gloria a Dio che gli è dovuta? Perché quando noi veniamo in chiesa offriamo il nostro servizio a Dio, il nostro culto, la nostra adorazione. Amen? Amen. Anche questo è servire il Signore. Alleluia. Cosa ti impedisce? Gloria al Signore. Perché il giudizio degli altri è un limite. Il giudizio degli altri, cosa pensano gli altri di noi? A volte, non in tutti, ma a volte, è veramente un impedimento. Chissà cosa diranno di me se io entro in chiesa. Che diranno di te? Cosa dicevano di quella donna? È stata difesa da Gesù, è stata onorata da Gesù. Alleluia. E se tu scegli per Lui, se scegli per il Signore, tu sarai onorato dal Signore. Alleluia. Io onoro coloro che mi onorano, dice il Signore. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Quindi, gloria a Dio. Alleluia, perché il Signore ancora oggi offre salvezza, offre perdono per i peccati. Alleluia. Ma vuole anche essere onorato. Vuole anche essere rispettato il Signore. Vuole che ognuno di noi abbia timore di Dio, verso di Lui, che non è paura. Dio non vuole incutere in noi paura, vuole il rispetto. Il timore è nel senso del rispetto dovutogli. Amen? Gloria al Signore. Poi il Signore accetta l'invito di tutti. Se uno invita il Signore accetterà l'invito. Alleluia. Ha accettato l'invito di questo fariseo, di questo ipocrita, di questo religioso. Dio ci aiuta e ci liberi dai religiosi. Amen. Alleluia, perché non è la religione che salva, non è la religione che ti fa star bene, non è la religione che ti avvicina a Dio. Chi ti avvicina a Dio è Gesù. Amen. Alleluia. E nel suo nome tutte le genti vengono salvate. Amen. Amen. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui, in Gesù, non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo